Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, ancora tanta cronaca in questa edizione del nostro notiziario da tutte le nostre province del Veneto. Ci collegheremo tra poco con il nostro inviato Omar Costantini per un'ennesima tragedia della strada, questa volta nel Pordenonese. Vediamo il titolo del Gazzettino: Fabio e Danilo, 19 anni, morti nell'incidente frontale in galleria. Tornavano a casa dall'allenamento di calcio in fin di vita, l'amico alla guida. È una strage senza fine sulle nostre strade. È stato un altro incidente dovuto a un malore, un uomo che ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato poco prima delle 8 di questa mattina lungo la tangenziale di Treviso. I vigili del fuoco sono intervenuti in prossimità della rotonda dell'aeroporto dopo il sinistro che ha visto coinvolta la vettura condotta da un uomo di 48 anni. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto ad estrarre il conducente dal mezzo e a consegnarlo al SUEM che, effettuati i primi trattamenti sul posto, ha provveduto a trasportarlo all'ospedale di Treviso in gravi condizioni, lunghe code e ritardi per la viabilità. Sabato alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Michele di Piave a Cimadolmo i funerali di Michael Angeli, il 29enne morto sabato sera nello schianto della sua auto contro un furgone a Mareno di Piave. Una tragedia che ha scosso l'intera comunità. Il giovane aveva da poco sconfitto un linfoma ed era rientrato al lavoro da appena un mese. Poi lo schianto fatale in via distrettuale. Resta grave il 63enne che si trovava alla guida del van che ha impattato con il 29enne. Ci collegheremo poi con Tiziana Bolognani per un altro incidente a Feltre, nel Feltrino. Un ciclista è stato investito sulle strisce pedonali da un'auto che viaggiava in contromano e purtroppo questo scontro, questo incidente gli è stato fatale. Ma vediamo ancora, sempre per quanto riguarda gli incidenti, un impatto auto-moto durante un sorpasso nel primo pomeriggio di ieri a Porte Grandi di Quarto Daltino. Grave il centauro di 18 anni e lì trasportato a Mestre. Incidente a Porte Grandi di Quarto Daltino nel primo pomeriggio tra una moto e una 500 Abarth. I due mezzi stavano viaggiando lungo la stessa direzione, ovvero verso Mestre, quando la moto si è scontrata contro l'auto per una distrazione o comunque durante la fase di sorpasso. L'incidente è lungo le Tristina, a pochi chilometri dall'aeroporto Marco Polo. Il centauro 18enne grave ma non in pericolo di vita è stato trasportato all'ospedale di Mestre per le cure del caso dopo lo scontro. Un impatto violentissimo con la moto, come possiamo vedere dalle immagini, che ha preso completamente fuoco, è stata avvolta completamente dalle fiamme. Il 18enne salvo per miracolo, visto che mentre le due ruote venivano letteralmente avvolte dalle lingue di fuoco, lui al contempo veniva sbalzato dalla moto facendo un volo di 6-7 metri, andando ad impattarsi contro questo cartello stradale che in qualche modo gli ha salvato appunto la vita, sul quale ancora visibili i segni del sangue del centauro. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri con 3 gazzelle e il sindaco di Quarto Daltino. Poco distante dal luogo del sinistro presente il T-Red, ma il sistema in sé per sé da solo non basta a fermare incidenti ed infrazioni, dice. Molti automobilisti indisciplinati, passando sempre col rosso, ci ha spinto a mettere il T-Red e in effetti i risultati si sono visti, cioè incidenti gravi negli ultimi anni, da quando l'abbiamo messo, non ne ricordo. Qua le dinamiche sono diverse e speriamo che veramente per il motociclista, insomma, che vada tutto bene. Purtroppo questo è un periodo, il periodo estivo è un periodo brutto. Ogni settimana, ahimè, specialmente nelle strade provinciali e statali che attraversano Quarto Daltino, purtroppo sono sempre oggetto di brutte situazioni. Ferite di lieve entità per l'automobilista della 600 residente a Porte Grandi. Oggi in regia Andrea Basso ed Edoardo Paris. Andiamo in diretta da Anna Maria Parisi perché c'è l'inchiesta sulla morte dei 2 stranieri che sono stati asfissiati nella fossa biologica di una villa. A te Anna Maria.
Sì, buongiorno direttore, l'inchiesta appunto sta andando avanti. Prima di fare il punto su cosa sta analizzando e quali sono le motivazioni di indagine della Procura di Venezia, volevo presentarvi il nostro ospite Sandro Martin, direttore di Sicurform Firmedil Veneto. Buongiorno direttore, perché è con noi il direttore? Perché questa azienda è un'azienda che fa regionale dell'ente bilaterale appunto del Veneto ed è l'unica che è accreditata a seguire la formazione per quanto riguarda i corsi sull'edilizia. La stessa azienda che fino ad ora ha formato 29 richiedenti asilo, gli ultimi 6 sono proprio i richiedenti asilo della cooperativa dove erano ospitati i 2 purtroppo operai morti. Allora il punto sulle indagini e poi torniamo a parlare anche con il direttore. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati iscritti a registro, mentre è stata posta sotto sequestro giudiziario l'intera area in cui hanno perso la vita Saad Abdul Mustafa Ziad di 21 anni e Sayed Abdelnab Ahmad Mahmoud di 39, i 2 operai egiziani morti per l'esalazione del gas. Secondo i rilevi tecnici condotti dallo Spisal, dall'ULSS e dei Vigili del Fuoco del nucleo operativo NBCR, nella fossa sarebbe stata rilevata presenza di idrogeno solforato, un gas tossico letale anche a bassa concentrazione. La Procura sta ora esaminando diversi aspetti della tragedia. Il primo, la regolarità dei contratti di lavoro, dato che i 2 operai erano sì titolari di permesso di soggiorno, sebbene provvisorio del maggio scorso, ma risultavano a tutti gli effetti privi di contratto e lavoravano in nero. Il secondo aspetto, non meno rilevante, riguarda la mancanza dei dispositivi di protezione individuale. Durante le operazioni nella fossa biologica, i 2 operai non indossavano né mascherine né adeguati sistemi di protezione e non erano inoltre operai specializzati per questo tipo di attività. La magistratura ha disposto ora l'autopsia sui 2 feretri e altri accertamenti tecnico-forensi per stabilire con precisione l'esatta causa della morte e capire inoltre eventuali responsabilità a carico dei committenti dell'incarico, ovvero capire chi abbia incaricato i 2 operai, anche tramite subappalto, a svolgere i lavori di manutenzione non di loro competenza e che gli sono costati la vita. Dunque i 2 operai sono morti perché non avevano alcuna formazione anche su quello che erano stati a chiamare e a intervenire con l'attività lavorativa che appunto gli è costata la vita. E si diceva proprio con il nostro ospite Sandro Martin, direttore di Sicurform Firmedil Veneto, l'ente regionale che sta continuando a formare anche i richiedenti asilo della cooperativa, tra l'altro anche della cooperativa dove erano ospiti i 2 operai egiziani morti, che insomma gli incidenti mortali sono più che raddoppiati negli ultimi 6 mesi qui da noi nel veneziano. Sì, ho visto i dati dell'INAIL e i dati, voglio dire, sono tali e quindi non c'è bisogno di commenti. Ecco, credo che la nostra mission è quella di preoccuparci ma anche di occuparci e in questo senso abbiamo fatto e facciamo continuamente formazione 5.000 operai edili nell'ultimo anno, tra gli altri anche questi migranti e da ultimo i 6 della cooperativa di Mirano, ma 6 di una trentina in totale, insomma operazioni che riteniamo siano assolutamente necessario fare proprio per prevenire gli infortuni e naturalmente poi la componente umana è importante, però facciamo la nostra parte, ecco. Ecco, voi seguite i richiedenti asilo nella fattispecie non soltanto col corso con la formazione per quanto riguarda appunto l'edilizia nella fattispecie, ma poi li orientate anche verso un percorso lavorativo, gli trovate lavoro in definitiva? Beh, non direttamente noi, sì, noi facciamo formazione per buona parte degli operai edili del Veneto, quindi che lavorano in edilizia.
queste iniziative per la formazione dei migranti rientrano in un protocollo nazionale con il Ministero dell'Interno e la nostra centrale nazionale, il Formedil, e quindi le parti sociali, Confartigianato, CNA, Casa, ANCE e le organizzazioni sindacali, che prevedeva appunto un'azione specifica rivolta ai migranti, anche con l'obiettivo di trovare manodopera nel settore dell'edilizia. Su quel protocollo ci siamo inseriti e siamo alla terza edizione, 30 persone formate. Ecco, nella fattispecie, adesso lei questa sera mi diceva si vedrà con i 6 richiedenti asilo della cooperativa di Mirano che hanno seguito il vostro corso e vi incontrerete per una pizza. Adesso chi sono questi migranti che avete seguito, da dove vengono, qual è la loro storia? Ci racconti un po' brevemente. Beh, allora le loro storie sono storie drammatiche, sono storie, voglio dire, molto particolari e anche... Diciamo che l'obiettivo che loro hanno, e di questo non ci occupiamo direttamente, ma attraverso le associazioni imprenditoriali che ci partecipano, quindi Confartigianato, CNA e Casa, di fare il corso, l'attestato sicurezza, tra l'altro con un numero di ore e anche con una modalità ben più ampia di quella che è prevista dalla normativa, e poi attraverso gli imprenditori delle associazioni che ci partecipano, insomma, inserirli nel mondo del lavoro. Abbiamo esperienze, diciamo, persino commoventi di persone che arrivate, hanno fatto il corso, si sono impegnate per l'italiano e magari a distanza di un anno, luglio 2024, l'anno scorso abbiamo fatto la prima edizione a Oderzo, adesso addirittura sono capisquadra, ma perché c'è una volontà forte di riscattarsi anche. Grazie al direttore Martin, e adesso vediamo con il prossimo servizio chi erano appunto i 2 operai egiziani morti nella fossa di Veternigo e che cosa si sta facendo adesso per i loro familiari in Egitto, e poi linea a voi. I comuni di Mirano e Santa Maria di Sala, insieme al coordinamento della Prefettura di Venezia, hanno avviato una raccolta fondi per fornire assistenza concreta alle famiglie delle vittime in Egitto. I 2 operai deceduti di 21 e 39 anni erano richiedenti asilo, da pochi mesi ospiti della cooperativa di accoglienza di Mirano Un Mondo di Gioia. Erano arrivati in Italia, in Veneto, dopo 2 anni di traversie lungo la rotta del Mediterraneo, passando per la Libia. Qui alla cooperativa si erano incontrati pochi mesi fa e da qui si muovevano insieme cercando lavoretti, anche saltuari, per poter mandare a casa quel denaro che mancava per sostenere le loro famiglie in Egitto, genitori e sorelle da parte del 21enne, moglie e altri familiari da parte dell'imbianchino al 39enne. Il motivo è semplice: aiutare chi è rimasto là a casa. Qui dalle stanze della cooperativa dove vivevano i volontari oggi non parlano. Siamo in lutto. Stiamo vivendo, siete in lutto in questo momento. Credo che tutti quanti noi siamo in lutto nel momento in cui è successa una cosa del genere. Volontari che non parlano nemmeno quando raggiunti al telefono a nessuno dei 3 numeri esposti al cancello di ingresso chiuso della cooperativa. Guardi, in questo momento sono impegnata al lavoro e quindi non posso rispondere. Faccia gli altri numeri e risponderà qualcuno. La ringrazio. Anche gli altri migranti richiedenti asilo che condividevano con loro gli spazi tacciono con la scusa di non conoscere né l'italiano. I am speaking English. You speak just in English, and the other 2? Adesso qui non parla italiano. Uno adesso arrivo. Are you Egyptian? No, grazie. Tu sei egiziano? No. Nell'inglese. About what happened yesterday? Can you tell us something? Scusa, però... Chi invece parla è il sindaco di Mirano. Poco tempo fa aveva incontrato entrambi gli operai e consegnato al 39enne un attestato per l'ottimo risultato conseguito al corso di italiano. Da lui parte un messaggio alle famiglie delle vittime in Egitto. Siamo molto vicini alle famiglie a cui vorremmo mandare il nostro messaggio di cordoglio. Nel momento in cui riuscissimo a farlo anche fisicamente, con una telefonata, con un messaggio così, certamente lo faremo.
Grazie Anna Maria Parisi e per la parte tecnica Sandro Ponchio. Adesso andiamo a Preganziol per una storia incredibile. Ci sono i finti tecnici del gas, i finti carabinieri, i finti poliziotti, adesso ci sono anche i finti vicini di casa che con questa tecnica entrano nelle abitazioni e fanno razzie. Andiamo in diretta da Daniela Sizier per la parte tecnica, da Francesco Ceronna. A te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, lo hai detto tu, siamo abituati a sentire finti carabinieri, finti poliziotti, finti uomini di vari enti, invece questa volta hanno deciso di adottare un metodo diverso. Siamo a Preganziol, 3 finti vicini di casa hanno suonato al campanello di un'anziana, perché sono le persone maggiormente colpite, perché sono ovviamente più fragili. Hanno suonato, hanno detto di essere nuovi vicini di casa, sono entrati, in realtà 2 sono entrati, uno è rimasto fuori a fare da palo, mentre la donna parlava e insomma cercava di distrarre l'anziana, l'altro è entrato nel piano superiore, nella camera da letto, ha arraffato tutto quello che poteva e poi sono fuggiti. La donna ovviamente disperata ha chiamato la figlia, che fra l'altro vive all'estero perché lei vive da sola in questa casa, e ha raccontato quello che era accaduto. Purtroppo un altro episodio, un altro metodo però di entrare nelle case, soprattutto di anziani. Io sono in compagnia del vice sindaco proprio di Preganziol, Susanna Enrico. Intanto buongiorno. Vice sindaco, voi adesso state cercando di risalire alla signora per cercare di poter parlare con lei? Sì, cercheremo di contattare la signora per portare quantomeno il nostro sostegno. Quello che però ci sentiamo di dire a tutti quanti, ed in particolare agli anziani, è quello di prestare assoluta attenzione nel momento in cui alla porta arriva una persona sconosciuta, e di non avere remore a contattare quelli che sono gli organi competenti per aiutarci in queste situazioni, la polizia locale, i carabinieri. Non abbiate davvero paura a chiamare aiuto anche di vicini, ma vicini conosciuti. Quando qualcuno che non conoscete è alla porta, non fatelo entrare. Questa è la nostra raccomandazione prioritaria. Un altro aspetto che mi sento di sottolineare è quello di aderire a quelle che sono le reti di controllo di vicinato. Sono presenti in tutte le nostre frazioni e permettono alle persone, tramite le chat WhatsApp che riescono ormai a gestire tutti, di sapere quando un evento è avvenuto nella zona dove abito, e quindi permette agli altri di mettersi maggiormente in sicurezza, sapendo che c'è qualcosa sul territorio che in quel momento non va, anche a titolo preventivo quando c'è qualche situazione che sembra anomala. Grazie. E ovviamente una volta che verrà presentata la denuncia scatteranno le indagini per cercare di identificare questi 3 ladri. Sono 2 uomini ed una donna, questa è quello che ci hanno detto. Verranno visionate le telecamere di sicurezza perché qua a Preganziol ce ne sono parecchie, quindi sperando che siano stati immortalati in qualche Purtroppo di furti se ne parla troppo spesso. Quest'estate c'è stata davvero un'escalation di colpi nelle abitazioni. Proprio ieri vi abbiamo raccontato di un altro furto davvero brutto, perché era in un'abitazione di una persona che era scomparsa da qualche mese, e la disperazione della figlia che ci ha raccontato ci hanno portato via tutti i nostri ricordi, tutti i ricordi di nostro padre e dei nostri familiari. Quindi sentiamo la voce proprio raccolta dalla figlia dalla nostra Francesca Bozza, e poi io restituisco la linea allo studio. Che esattamente 6 mesi fa è mancato papà. La casa è vuota e per noi è stato un oltraggio alla memoria di papà, perché la mamma adesso è in una struttura. Si incrina la voce, fatica ad andare avanti, il dolore per la scomparsa del padre è ancora vivo, e ora si aggiunge quello per il furto subito nella casa paterna. Siamo a Roncade, in via San Rocco, una lunga strada che ci spiegano i residenti attraversa la parte vecchia del comune. L'abitazione dell'anziano scomparso 6 mesi fa è solo una di quelle prese di mira, almeno 3, spariti contanti e gioielli. Ma in questa villetta, dove il vetro
vetro della finestra al primo piano porta ancora i segni del colpo, i malviventi si sono spinti ben oltre, portando con sé molti ricordi di chi non c'è più. Hanno portato via dei ricordi di papà, immagino. Sì. Purtroppo sono arrivati dove noi non siamo arrivati. E sì, hanno oltraggiato la persona di papà, hanno oltraggiato i ricordi di una famiglia, i ricordi di papà, gli orologi di papà che lui ci teneva, le scatole vuote buttati lì. Cioè è stato, guardi, non so spiegargli il dolore, perché tuttora non riesco neanche a parlare, anzi voglio fare di tutto per dimenticare questo momento. Un vuoto pesante da accettare, una ferita che si è riaperta e che fa molto male. Ogni volta che io passo davanti a quella finestra, calcolando che io abito anche vicino, ho paura per me stessa, non vivo più serena. Devo dire che ho paura di tutto adesso, qualsiasi persona incontro, qualsiasi cosa, non sono più tranquilla, non riesco più a dormire la notte, non è più un vivere. Via San Rocco, a 2 passi dal municipio e dalla piazza del paese, è finita nel mirino dei ladri, incuranti persino della presenza lungo la strada del comando della polizia locale. Le modalità d'azione sempre le stesse, si attende che in casa non ci sia nessuno, anche se per pochi minuti. Si sceglie una finestra facilmente accessibile per entrare ancora meglio se lasciata aperta. Con l'arrivo di agosto, il mese scelto da molti per le meritate vacanze estive, il rischio è che ci sia un'impennata di furti. Loro non sono in ferie come noi e restano quello a fare il lavoro, quindi attenzione, perché adesso ci sono delle giornate che sta rinfrescando dalla calura e si tende ad aprire le finestre per far arieggiare. Bene farlo, ma attenzione che se uscite anche per 5 minuti, ecco lì che loro sono pronti ad approfittare di quelle entrate. Il servizio di Francesca Bozza è davvero un flagello che noi continuiamo a denunciare, non c'è provincia che si sottragga alla furia di queste bande di predoni e di ladri. Torniamo alla tragica fine di un 34enne di Montebelluna che aveva trovato riparo in una villa praticamente abbandonata dopo la morte del proprietario. Si era infilato in questa villetta e lì è morto intossicato in seguito ad un incendio. Alle 6:15 un boato. In una casa in via Colmoschina a Montebelluna si è scatenato l'inferno. Le fiamme hanno avvolto il primo piano dell'abitazione che avrebbe dovuto essere disabitata da oltre 5 anni. In realtà all'interno dormiva Niccolò Martini, 34 anni. Il fumo nero si è alzato in poco tempo. Nulla da fare per l'uomo che è morto intossicato dal rogo. I residenti hanno visto l'incendio ed hanno allertato i soccorsi. Io vedevo fumo, il vicino più a sud vedevo anche fiamme che uscivano dalla cucina, ma io ho solo questa parete qui, non vedo altro, quindi non vedevo uscire fumo dalle finestre. Abbiamo preso paura perché c'erano proprio delle lingue di fuoco che uscivano dalle finestre della casa, quindi noi abitiamo proprio confinanti. A raccontarci quegli attimi concitati Monica Battistetti, che abita accanto alla casa. Sul posto sono arrivate 2 squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del SUAM 118 e i carabinieri. Siamo arrivati, la casa era invasa dalle fiamme e dal fumo, e abbiamo trovato una persona che ci ha detto che forse all'interno ci poteva essere qualcuno, quindi abbiamo sfondato la porta, siamo entrati, abbiamo trovato questa persona al piano di sopra, all'interno di una cameretta, era non cosciente, quindi l'abbiamo portata fuori, abbiamo iniziato a fare le manovre di RCP e abbiamo atteso i soccorsi. Qualcuno ha riferito ai vigili del fuoco che nella casa forse c'era una persona. La corsa contro il tempo. I soccorritori hanno tirato fuori il 34enne, ma per lui non c'era più nulla da fare. I residenti avevano notato in passato la porta della casa socchiusa. L'unica cosa che aveva insospettito anche la vicina signora qui davanti, aver visto la porta d'ingresso aperta un giorno, ma parliamo di mesi fa, dopodiché io non ho più avuto sentore di presenza di estranei.
Quindi secondo lei questa persona da tempo che era lì dentro? Oddio, a posteriori potrebbe essere stata lì da tempo. Niccolò Martini aveva cercato un rifugio, un posto dove dormire. La casa ora è stata posta sotto sequestro. Il pubblico ministero Giovanni Balmassoi ha disposto l'esame autoptico sul corpo dell'uomo. Per tutta la mattinata gli accertamenti ed i rilievi dei vigili del fuoco. Corrente non ce n'era e quindi sono da valutare altri fattori. Ad aver innescato il rogo non si esclude possa essere stata una sigaretta lasciata accesa o una candela. Una tragedia che ha lasciato senza parole l'intera comunità. Una storia che riguarda le vite ai margini, anche l'emergenza abitativa, perché continuano le occupazioni abusive. Niccolò Martini dormiva senza permesso nell'abitazione di via Colmoschin, proprietaria era una persona che nel frattempo era deceduta. Vediamo. Adottato da piccolo, Niccolò Martini, di origine russa, era nato a Perm. Aveva vissuto con la famiglia adottiva prima a Montebelluna, poi a Pederobba. In questa abitazione era rimasto fino a circa un anno fa, una casa in affitto che poi aveva dovuto lasciare. Era andato via da tanto da questa casa? Sì, come 7-8 mesi. 7-8 mesi da qua? E non era più tornato? No. Niccolò aveva iniziato a vivere ai margini, senza una casa né un lavoro. Per un po' di tempo aveva trovato occupazione in un supermercato a Cairano, poi più nulla. Nel suo passato compaiono anche dei piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. Era stato adottato da una coppia di Montebelluna. Nel 2018 era convolato a nozze e da quel matrimonio aveva avuto anche una bambina. Poi la vita gli ha riservato momenti difficili. Senza più nulla aveva iniziato a girare fra casolari abbandonati fino alla casa di Colmoschin, dove ha trovato la morte. Il sindaco di Montebelluna non ha ricevuto segnalazioni di persone dentro la casa. Non mi risultano segnalazioni in tal senso, ovviamente approfondirò con gli uffici per capire se c'erano state segnalazioni, non credo. In ogni caso la segnalazione, se mai ci fosse stata, ma ripeto non credo, sarebbe dovuta essere inoltrata ai carabinieri. Noi non sapevamo nulla di questa situazione. I proprietari della casa erano venuti a mancare, da circa 5 anni era chiusa, almeno così doveva essere. Una grandissima tragedia e porto le condoglianze mie personali ma anche di tutta la comunità montebellunese ai familiari di questo povero ragazzo. Una vicina ci racconta che da qualche tempo lo vedeva passeggiare in questa zona che lui conosceva bene. La casa era in uno stato di abbandono da tempo, più volte i residenti avevano segnalato la situazione. Noi avevamo fatto una segnalazione per la questione del verde, perché è veramente tenuta in condizioni diciamo poco rispettose per i proprietari della casa, perché erano 2 persone veramente che ci tenevano all'ordine. Era sempre impeccabile vedere siepe in questo modo, l'erba, insomma ci dispiaceva. Ecco, avevamo fatto queste segnalazioni ancora alcuni anni fa, però non è stato fatto niente. E da questa vicenda e dai molti casi umani che siamo costretti a riferire nei nostri telegiornali abbiamo tratto lo spunto ieri sera per una discussione proprio sulla società che sta cambiando e che si sta impoverendo anche in Veneto sotto molti punti di vista. Questo è stato ieri sera l'intervento di Simonetta Rubinato. Di comunicazione oltre che di leadership. Poi si vede che non è che in 15 anni basti un leader o basti la comunicazione e il numero dei comunicati stampa per ottenere dei risultati, e non parlo solo della Regione del Veneto, parlo più in generale. Allora, per poter dare risposte bisogna che ci sia una società che lavora, che produce, che fa la sua parte per mettere a disposizione, attraverso le tasse che paghiamo in modo equo, possibilmente, delle risorse per garantire dei servizi pubblici. È stato detto che giustamente il Veneto, e non sempre per piangersi addosso, ma per una questione di equità, non è tanto e solo quello che lasciamo come residuo fiscale. Il punto è che la spesa pubblica pro capite in Veneto è tra le più basse d'Italia. Oserei dire che le regioni del sud si lamentano perché hanno pochi finanziamenti da parte dello Stato e quindi dicono i nostri servizi sono peggiori perché ci arrivano meno soldini. Non è vero, il Veneto a quel livello lì però i servizi sono buoni. È la recente relazione della Corte dei Conti che ha esaminato i bilanci dal 2021 al 2024 delle regioni, e anche per la sanità, con pure tutti i problemi che ci sono anche in Veneto, e questo è merito di tutta la macchina sanitaria regionale, che è fatta di persone che si fanno carico dei servizi da dare e non soltanto dei vertici politici.
Bene, in questa regione con denari che sono molto meno di quello che per esempio si fa a Trento, si è al top delle 3 classifiche assistenza territoriale, ospedaliera e prevenzione, che vuol dire che qui le persone si tirano sulle maniche e magari anche con meno risorse ci mettono di più del loro e raggiungono degli obiettivi. Perché? Perché c'è una parola magica che si chiama responsabilità. Allora ci vogliono le risorse eque, che ad oggi in Veneto non tornano in modo equo, ci vuole chi produce e ci vuole e per dare le risposte poi alle persone fragili. Allora, che ci dice il report della CGIA di Mestre? Che a fine 2024 le imprese in Veneto sono calate. Negli ultimi 15 anni sono diminuite del 16% le imprese artigiane, ne abbiamo perse 24.000, e nelle imprese non artigiane in 15 anni ne abbiamo perse 16.000. Ora ci possono essere anche ristrutturazioni, magari piccole imprese chiudono, per carità, però il dato è che aumentano i dipendenti come posti di lavoro, scendono i lavoratori o comunque gli imprenditori indipendenti. Quindi quel Veneto che noi ci ricordiamo, conoscevamo come quello del rischio, dell'impresa, voglia di fare, sta un po' calando. Il calo della popolazione, che è drammatico perché è un calo concentrato nella fascia più produttiva, cioè tra i 25 e i 44 anni. La popolazione in Veneto rispetto al 2014 nel 2024 ha 53.000 residenti in meno, mentre la popolazione dell'Emilia Romagna e della Lombardia sono salita, quindi c'è un problema di attrattività di questa regione. E non è che Emilia Romagna e Lombardia sono regioni a statuto speciale. Questa era Simonetta Rubinetto ieri sera a Focus, che poi ha snocciolato dati anche sulle migliaia di ragazzi che raggiungono altri paesi e che non tornano, quindi questa è un'altra ragione dell'impoverimento del nostro paese, perché è un fenomeno che non riguarda solo il Veneto, quello dei giovani che vanno a lavorare all'estero e che non tornano poi in Italia. Torniamo adesso alla cronaca e ancora agli incidenti stradali, perché un idraulico in bicicletta è stato falciato da un'auto che procedeva a contromano. Sentiamo in diretta telefonica Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana, dacci pure i particolari di questo ennesimo incidente. Sì, buongiorno direttore. La ricostruzione dell'incidente, grazie anche alle testimonianze, è un po' diversa rispetto a quanto si era appreso. Mauro Matucci, 76 anni, di origini toscane ma residente da lungo tempo a Feltre, era in sella alla sua bicicletta da corsa e probabilmente potrebbe avere invaso la corsia opposta dopo aver perso il controllo della sua bici per l'appunto. Si trovava all'altezza del passaggio pedonale tra il distributore Tamoil e il ristorante Giardinetto. Siamo a Santa Giustina sulla statale 50 del Grappa e Passorolle, e questa invasione di corsia avrebbe provocato lo schianto con una Fiat 500 che invece arrivava nel senso opposto di marcia. L'impatto, come potete immaginare, è stato violentissimo. Il ciclista è finito sul parabrezza dell'auto, è morto sul colpo. L'auto, nel tentativo di evitarlo, ha invaso a sua volta la corsia opposta di marcia, sfiorando una Ford Fiesta che arrivava in senso contrario. Le due auto non si sono scontrate. In Viale dei Tigli sono arrivati i carabinieri, la polizia, il SUEM con l'elisoccorso e anche il sindaco di Santa Giustina, Ivan Minella. La statale è rimasta chiusa per circa 3 ore con gravi ripercussioni sul traffico. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che sta indagando per omicidio stradale, e come si può immaginare una tragedia che ha scosso non solo la comunità di Feltre ma anche quella di Santa Giustina. Direttore, da Santa Giustina è tutto. Ti restituisco la linea. Grazie molto Tiziana Bolognani, responsabile della nostra redazione bellunese. Adesso andiamo in provincia di Pordenone per un'altra tragedia. Purtroppo 2 ragazzi 19enni in galleria che si sono schiantati frontalmente con un altro mezzo, hanno perso la vita. In diretta il nostro inviato Omar Costantini.
Sì, buongiorno direttore, prendiamo la linea come hai detto tu proprio qui dal comune a cavallo tra Maniago e Frisanco, all'altezza della galleria del bus del Colvera, misura circa 1 chilometro e 122 metri come potete vedere. Ringrazio Michele Zanette per la parte tecnica, dove alle 21 di ieri sera è venuto questo drammatico incidente stradale dove hanno perso la vita Fabio Rosa, che proprio oggi avrebbe compiuto 19 anni, e Danilo Bozza, che viaggiavano a bordo dell'auto condotta da Andrea Zoccoletto, che è stato trasferito d'urgenza dopo essere stato soccorso dai sanitari in volo all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. Nell'impatto c'è stata anche un'altra auto condotta da una 72enne di Zoppola, che invece è stata ricoverata all'ospedale di Pordenone, per fortuna non è in pericolo di vita. Sta di fatto che questa tragedia ha fatto subito il giro dell'intera vallata. I ragazzi stavano rientrando da Pofabbro, dove avevano appena terminato l'allenamento in vista della preparazione del campionato. Entrambi militavano nel Maniago Vajont, stavano scendendo, avevano imboccato la galleria per dirigersi verso Maniago, dove ad attenderli erano anche gli altri amici, quando proprio all'incirca a metà del tunnel è avvenuto questo tragico incidente. Come puoi vedere, direttore, anche i nostri telespettatori, vedete la strada, trattandosi chiaramente di una galleria, ha la particolarità di essere l'asfalto reso viscido proprio dal fatto che, essendo in galleria, insomma, l'acqua scende e chiaramente rende ancora più pericoloso l'asfalto. Chiaramente saranno i carabinieri, per quanto riguarda sul posto, i carabinieri del radiomobile di Spilimbergo insieme ai colleghi di Maniago a risalire e dare, insomma, chiudere il cerchio per quanto riguarda questo drammatico incidente. Le due auto sono state poste sotto sequestro, mentre i corpi delle due vittime sono stati ricomposti all'interno della cappella mortuaria del cimitero della cittadina pedemontana del Friuli Occidentale. E da Frisanco è tutto, ripasso la linea al direttore Baccialli. Grazie molte a Omar Costantini, e andiamo avanti con altre notizie di cronaca. Lo spaccio di droga: un ragazzo di 25 anni, un tunisino, è stato portato in Friuli Venezia Giulia al centro rimpatri di Gradisca di Sonzo perché stava spacciando droga, aveva con sé 60 dosi di cocaina, ma è stato notato da poliziotti che probabilmente aveva scambiato per clienti. Vediamo. Pensava fossero degli acquirenti, quindi gli avvicinati per proporgli della droga. I due però erano poliziotti in borghese, che hanno quindi arrestato un 25enne tunisino irregolare sul territorio per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo era stato notato fuori dalla stazione ferroviaria di Vigo d'Arzere, nella cintura padovana. Fermato dai due poliziotti, ha cercato di fuggire colpendo con un pugno anche uno dei due e gettando a terra alcuni involucri. Seguito è stato fermato ed è stato trovato in possesso di altri 60 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 60 grammi, droga che immessa sul mercato avrebbe fruttato 5.000 euro. Il 25enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato prima portato al carcere Due Palazzi di Padova, poi, dopo la convalida del giudice, è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo per essere espulso definitivamente. Servizio di Francesco Rattai. Sempre per quanto riguarda lo spaccio di droga, un agente della polizia locale di Treviso è rimasto ferito dopo essere stato colpito con calci e strattoni da un pusher che, inseguito a piedi nel traffico cittadino e poi bloccato dai vigili, è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish. È apparso immediatamente molto nervoso e che durante la fase di identificazione ha tentato la fuga lanciandosi tra le macchine e attraversando quindi la strada incurante del pericolo. Fortunatamente è stato poco dopo raggiunto e bloccato da due nostri agenti. Prima la fuga tra il traffico cittadino nel bel mezzo del put di via Roma non curante del pericolo, poi i calci e gli strattoni dopo che gli agenti l'avevano bloccato inseguendolo tra le auto. Il 30enne di origine marocchina è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish. Ora indagato, il suo comportamento era già stato segnalato agli uomini della locale da alcuni cittadini di passaggio. Tempestivo l'intervento degli agenti presenti sul posto con una pattuglia.
L'attività nasce dalla presenza di gruppi di giovani con atteggiamenti sospetti nell'area esterna della stazione ferroviaria di Treviso. Ci siamo quindi impegnati con un'attività di monitoraggio e vigilanza. L'agente ha riportato alcuni traumi non gravi. Poco prima del fatto, la polizia locale aveva inoltre sequestrato 78 grammi di stupefacenti in un appartamento della periferia di Treviso. Questi risultati sono il frutto di un'attività investigativa condotta con attenzione e determinazione. In contrasto infatti allo spaccio delle sostanze stupefacenti, che è una delle missioni fondamentali legate al concetto di sicurezza urbana, a cui oramai siamo costantemente agganciati e impegnati. L'intervista di Edi Kaliman e ancora la droga. È stato denunciato dalla polizia locale di Thiene per detenzione di droga ai fini di spaccio un 25enne senza fissa dimora. Tenta di disfarsi della droga lanciandola tra le siepi del parco giochi, ma viene fermato e denunciato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L'episodio si è verificato nell'area verde di Via Kennedy a Thiene, dove la pattuglia della locale in perlustrazione ha notato 2 individui che cercavano di nascondersi sotto uno scivolo per bambini. Hanno deciso di procedere al controllo e uno di loro ha gettato in un cespuglio un calzino contenente 13 dosi di hashish. Gli agenti hanno recuperato la droga e portato in comando i giovani, un 20enne di Sant'Orso risultato negativo ai controlli e un 25enne senza fissa dimora trovato in possesso, oltre che dello stupefacente di cui aveva tentato di liberarsi, anche 120 euro in contanti di cui non ha saputo spiegare la provenienza, e per lui è scattata la denuncia. Servizio di Vanessa Banzato. Adesso i controlli straordinari dei carabinieri negli esercizi pubblici dell'altopiano di Asiago. In un albergo di Gaglio in particolare sono state riscontrate gravi irregolarità ed è scattata una maximulta da 46.000 euro. A Gaglio i carabinieri di Asiago, supportati dai colleghi del NIL, il Nucleo Ispettorato Lavoro di Vicenza, nell'ambito di una serie di controlli straordinari ad esercizi pubblici, hanno riscontrato in una struttura ricettiva gravi irregolarità relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico dell'amministratore è scattata una maxi multa per oltre 46.000 euro. L'amministratore, destinatario anche di prescrizioni in materia di salute dei lavoratori, è stato inoltre denunciato. Irregolarità sono state riscontrate anche in un locale di Thiene. In seguito all'ispezione igienico-sanitaria in un bar bistrò, i carabinieri del NAS hanno trovato inadempienze di carattere amministrativo che hanno comportato per il titolare dell'attività una sanzione di quasi 700 euro. Monica Smidel ha firmato questo servizio. Adesso vediamo altri particolari raccapriccianti della mattanza di Gemona, dove un uomo è stato ucciso dalla madre e dalla compagna e poi infilato in un bidone. La mamma Lorena Venier ha scritto ai parenti e ai colleghi di lavoro. Le lettere saranno consegnate dal suo avvocato Giovanni Denardo. Dai verbali dell'interrogatorio emerge che la morte del figlio Alessandro è sopraggiunta dopo 6 ore di agonia. Lorena Venier, dal carcere di Trieste, dove è detenuta da giovedì scorso dopo il ritrovamento del cadavere del figlio fatto a pezzi, ha scritto 4 lettere indirizzate ad alcuni parenti e colleghi di lavoro. Lettere di scuse che il giudice ha autorizzato a far uscire dal carcere, affidando all'avvocato difensore Giovanni Denardo il compito di consegnarli ai destinatari. Sia sul contenuto che sui nomi delle persone a cui la donna ha deciso di scrivere sono coperti dal più stretto riservo. Intanto, dai verbali dell'interrogatorio di Lorena Venier emergono di giorno in giorno particolari sempre più agghiaccianti sulle ultime ore di vita di Alessandro Venier, che avrebbe esalato l'ultimo respiro dopo 6 ore di agonia, dalle 17:30 alle 23:30 del 25 luglio. Prima stordito con un intero blister di sonniferi nella limonata, poi l'insulina, che ha rivelato di aver preso sul posto di lavoro 5 anni prima perché intendeva suicidarsi. E infine i lacci delle scarpe strette al collo da Meilin dopo il tentativo andato a vuoto di soffocarlo con un cuscino, mentre lui continuava a resistere e dimenarsi. Sul successivo smembramento del cadavere in 3 pezzi ha detto negli interrogatori che il piano non prevedeva di sezionarlo. L'ho fatto da sola quando abbiamo capito che il corpo non ci stava nel bidone, in cui avrebbe dovuto decomporsi, in attesa di spargere i resti in montagna. A quel punto con un seghetto l'ho fatto in 3 pezzi e Meilin lo ha trasportato nell'autorimessa e coperto di calce.
Poi Meilin dopo una settimana crolla, avvisa il 112, arrivano i carabinieri e viene scoperto il bidone con dentro i resti di Alessandro Venier. Un vero film dell'orrore raccontato dal nostro collega Francesco Pezzella della redazione di Udine. L'avvocato Anna Maria Cassina, curatrice speciale della figlia di 6 mesi della vittima e della convivente, ovviamente ha fatto in modo che questa bambina sia in questo momento drammatico accudita adeguatamente. La Procura di Udine ha disposto il conferimento dell'incarico al medico legale che dovrà effettuare l'autopsia sui resti del corpo di Alessandro Venier, fatto a pezzi dopo essere stato ucciso. Saranno ad accertare la causa della morte e riscontrare le dichiarazioni della rea confessa Lorena Venier, mamma della vittima, che ha fornito particolari sia sulle modalità dell'omicidio che sul depezzamento del cadavere ed anche sulla data, indicando il 25 luglio. In considerazione della situazione particolare in cui è stata rinvenuta la salma, riferisce il procuratore aggiunto Claudia Danelon, è possibile che il consulente incaricato si avvalga a sua volta di altri specialisti che lo affiancheranno per accertare ogni dettaglio di ciò che è accaduto. Intanto il giudice per le indagini preliminari ha conferito l'incarico di curatore speciale della bimba di 6 mesi, figlia di Alessandro Venier e Meilin Castro Monsalvo, accusati di aver ucciso l'uomo insieme alla suocera, all'avvocato Anna Maria Cassina di Udine, che si prenderà cura della tutela dei diritti della bimba per quanto riguarda gli aspetti penali della vicenda. Era un atto questo indispensabile per poter disporre l'autopsia. Ognuna delle parti coinvolte, infatti, indagati e parti offese, tra cui c'è anche la bambina, ha il diritto di partecipare agli atti irripetibili, come è l'esame autoptico, attraverso i consulenti di fiducia. Per la piccola di 6 mesi si occuperà di tutto l'avvocato Cassina, che fa sapere di non avere ancora deciso se e a chi affidare l'incarico e di essere in attesa della notifica della decisione della Procura di disporre l'autopsia. Si conoscono invece già i nomi dei consulenti di parte nominati dalla difesa. Giovanni Denardo, difensore di Lorena Venier, ha nominato il dottor Massimiliano Mansutti, mentre gli avvocati Federica Toselle e Francesco De Carlo hanno deciso di affidarsi a Lorenzo Desinan. La data dell'esame verrà stabilita dopo un incontro in procura in cui i consulenti faranno il punto su quali risposte cercare dall'esame del cadavere sezionato. Tra suocera e nuora si era creato un legame particolarmente solido e di grande affetto. La donna vedeva in questa nuora la figlia che non aveva avuto, hanno detto alcuni psicologi. Ci sono altre sconvolgenti rivelazioni, perché sembra che questa ragazza abbia chiesto alla suocera di aiutarla ad uccidere il marito fin dalla nascita della loro bambina. Se troveranno riscontro le confessioni di Lorena Venier sull'omicidio del figlio di cui si è accusata e di cui è indagata in concorso anche la nuora Meilin Castro Monsalvo, la premeditazione del delitto potrebbe essere partita nel momento stesso in cui veniva alla luce la figlia della coppia, che oggi ha 6 mesi, per la quale la nonna avrebbe sviluppato un rapporto di protezione morboso e viscerale, mentre Meilin è uscita da quel parto con una forte depressione. Nell'interrogatorio dell'infermiera gemonese che ha sconvolto il piccolo comune con l'efferato delitto del figlio, Lorena ha dichiarato che Meilin mi chiedeva di uccidere mio figlio Alessandro da mesi, fin dal giorno della nascita della loro bambina a gennaio, aggiungendo, spiegando il movente, che veniva picchiata con violenza, insultata e più volte minacciata di morte. Mio figlio minimizzava la sua depressione postpartum. Quando ho deciso di denunciarlo mi ha tirato un pugno alla schiena. Tra le minacce del figlio alla compagna di cui riferisce la donna c'è quella di annegarla. Ti porto in Colombia e ti annego nel fiume, tanto laggiù non ti cerca nessuno. Sempre secondo quanto riferisce Lorena al sostituto procuratore e al giudice, l'intenzione di Meilin era di tornare in Colombia con la bimba dopo aver ucciso Alessandro. Una volta calmate le acque, io sarei volata a trovarle appena andata in pensione, ha detto la donna. Fino ad ora, fatta eccezione per le dichiarazioni rese ai carabinieri non utilizzabili nel processo perché ottenute senza la presenza di un legale, la donna non ha mai ammesso il suo coinvolgimento, essendosi avvalsa della facoltà di non rispondere. Al momento tutto si basa sulle dichiarazioni di Lorena Venier. Andiamo a Vicenza adesso, dove i cittadini dello stabile di Viale Verona, destinato ad essere abbattuto per la TAV, sono ovviamente in grande crisi. Dopo oltre 3 anni di carte bollate, i proprietari si sono incontrati con Iricav ed hanno raggiunto un accordo. Per noi c'erano Daniele Garbine e Simone Squarcina.
L'arrivo della TAV al Comune di Vicenza con i mesi estivi vede l'avvio dei cantieri come era stato annunciato. Uno dei problemi sono gli sferrati, le demolizioni che stanno cominciando a prendere in questo momento avvio. Un problema in Viale Verona era una palazzina che avevamo proprio anche noi seguito perché era ufficialmente destinata a essere abbattuta, solo non erano stati notificati gli sferrati. I proprietari e i inquilini che ancora vivevano dentro non avevano ricevuto nessuna comunicazione. Fortunatamente anche grazie alla pressione e ai servizi ultimamente che abbiamo anche realizzato e siamo arrivati a un evento importante, cioè la famiglia e i proprietari hanno avuto un accordo ieri con IRICAV, un incontro a seguire gli interessi e tutta la vicenda. Giorgio Conte, consigliere comunale, buongiorno, e che ha seguito già nel 2022 come ingegnere consulente tecnico dei proprietari e aveva avviato la procedura. Ecco, com'è andata intanto? In realtà ci eravamo accorti fin dall'inizio che la situazione era complicata perché c'era una palazzina che andava demolita, ma avrebbe dovuto rimanere in piedi una porzione della stessa palazzina con 2 abitazioni dentro. Non si sarebbe capito poi come queste abitazioni avrebbero potuto avere accesso. Con alcune pressioni fatte sia sul Comune che con IRICAV, e per questo ringrazio anche il consigliere delegato Tonello per l'interessamento, siamo riusciti a trovare un accordo con IRICAV per consentire alle signore Martini di uscire anticipatamente rispetto all'esproprio per cercare un'altra collocazione. Ovviamente senza quattrini, senza denaro era impossibile che trovassero un accordo, una soluzione intendo dire, ma pare che IRICAV molto cortesemente abbia garantito un anticipo congruo per consentire proprio prima dell'esproprio di poter arrivare a una nuova soluzione abitativa. Questa palazzina è diventata parte, era già sfrattata, però è diventata oggetto di degrado. E adesso cosa succederà? Sì, il fatto che una parte fosse già stata espropriata e quindi abbandonata è diventata preda di malcapitati, di clochard e di gentaglia, diremmo, no? Quindi le 2 ragazze che vivono all'interno di questa palazzina erano molto preoccupate del panorama che avevano intorno, che non era solo di natura estetica ma anche proprio di sicurezza. Ecco perché vi era la necessità di consentire a loro di uscire. Senta, quando verrà abbattuta a questo punto? Ma l'abbattimento sarà previsto a primavera 2026 perché c'è l'esproprio, perché c'è la variante da approvare prima dell'esproprio. Però l'auspicio è che le signore Martini possano trovare una soluzione abitativa molto prima. Ecco, allora intanto la ringraziamo Giorgio Conte. Ci mancherebbe, grazie a voi. Una buona notizia. Sì, sicuramente è stato un atto interessante, un atto gentile di cui ringraziamo sia IRICAV che il Comune di Vicenza. L'ex parlamentare Giorgio Conte al microfono di Daniele Garbin. Vediamo i titoli del giornale di Vicenza. Muore 10 giorni dopo il ricovero, inchiesta per omicidio colposo. E poi ogni vicentino consuma 179 litri di acqua al giorno, ecco come risparmiare. Scoppia un tubo, ferito gravemente un operaio di Pianezze. Il calcio giallorosso in lutto, addio ad Ennio Padrin. E poi la notizia di cui vi abbiamo parlato prima, le irregolarità nell'albergo di Gaglio con una multa da 46.000 euro. Torniamo a Padova, l'estate 2025 verrà ricordata come la stagione dei cantieri, tra i più importanti ed imponenti quello della stazione dove si sta realizzando il maxi snodo, dove confluiranno tutte e 3 le linee del tram. Siamo andati a vedere come stanno procedendo i lavori con Francesco Rattai. Andiamo verso la conclusione, vediamo la fine dell'opera, la piattaforma è gran parte gettata, rimane qualche tratto in zona ospedale da concludere, si è già iniziati con la posa della rotaia, con la posa dei pali della linea elettrica e confidiamo quindi che per inizio autunno, circa nel mese di ottobre, avremo concluso il grosso dei lavori. L'assessore padovano alla mobilità Andrea Ragona parla della linea SIR 3, quella che collegherà Voltabarozzo alla stazione, annunciando che già quest'autunno il grosso dei lavori sarà finito. Lo fa davanti a uno dei cantieri più importanti di quest'estate padovana, il Grande Anello, che fungerà da scambio tra le 3 linee tranviarie.
Un'opera fondamentale questa, a cui è legata anche la sorte della prima linea del tram, che al momento è fermo per consentire la realizzazione degli scambi. A settembre ripartirà, assicura l'assessore Ragona. Siamo andati in stazione proprio per vedere come procedono i lavori. Abbiamo, essendo inizio agosto, quindi a metà del periodo luglio-agosto, abbiamo già spostato il cantiere, abbiamo concluso la prima parte del cantiere della stazione e abbiamo iniziato la seconda parte. Siamo molto ottimisti, i tempi che ci eravamo dati li stiamo rispettando, grazie anche al lavoro di tutte le ditte, di tutti i lavoratori, e siamo quindi ottimisti di chiudere in tempo effettivamente questo nodo della stazione, che è forse il più delicato, in quanto si intersecano tutte e tre le linee tranviarie, l'esistente e le due nuove. Vanno avanti anche i lavori per il SIR 2, la linea più lunga che collega Rubano a Vigonza. Nel quadrante ovest, dove sorgerà il deposito in via Chiesanuova, si procede anche con l'allargamento delle strade per evitare che il tram resti imbottigliato nel traffico. Abbiamo già realizzato gran parte del deposito, buona parte anche di linea tranviaria all'interno del deposito, ci sarà anche lì un anello per testare i mezzi per la manutenzione e stiamo procedendo o al getto della piattaforma oppure all'allargamento della strada laddove la strada non sia sufficiente a ospitare la linea tranviaria, cosa che invece avviene più facilmente a est, dove le strade sono più larghe, mentre a ovest, ad esempio, stiamo lavorando per l'allargamento del cavalcavia di Chiesanuova sulla parte verso la città, quindi verso via Vicenza, andando a allargare la prima parte, che è quella più stretta e che quindi non permetteva di avere le corsie preferenziali per il tram. E restiamo a Padova per l'effetto Urbs Picta, con quasi 1.800.000 visitatori nel 2024. A Padova sono in continua crescita le presenze turistiche, a confermarlo anche chi gestisce un'attività economica. Siamo stati oggi via del Santo con Chiara Gaiani. Si parlano davvero tutte le lingue del mondo in questa via del Santo che collega la Basilica al centro città. Tanti turisti e soddisfatti anche i negozianti e chi gestisce un'attività commerciale. Il numero di turisti che si è aumentato è insomma sotto gli occhi di tutti. Ci sono anche dei ritorni per quanto riguarda le attività economiche, come ad esempio la sua. Sì, ci sono dei ritorni con certi tipi di turisti, diciamo, con quelli momentanei, cioè di luglio e agosto, no, perché sono turisti mordi e fuggi e non hanno forse neanche il tempo di fermarsi a fare acquisti. Quindi diciamo c'è stato un cambio per la città di Padova, sì. Questo legato all'Urbs Picta. Rispetto ad anni fa sicuramente sì, c'è un aumento di turismo che comporta naturalmente più affluenza. Sono delle cose che vengono richieste di più nel suo negozio? Beh, il cibo italiano si sa che per i turisti stranieri è la cosa più ricercata in assoluto. Forse c'è qualche turista che ne capisce anche più di qualche italiano, come si dice, per certi tipi di prodotti. Qual è la cosa che vende di più? Beh, il vino, l'aceto balsamico, le cose preziose, diciamo. Quest'anno veramente c'è molto turismo rispetto anche all'anno scorso, sono tanti turisti, soprattutto stranieri. Ecco, anche in questo periodo, che non è il periodo diciamo in cui a Padova si viene di più? No, perché di solito luglio e agosto sono i 2 mesi che sono più diciamo tranquilli in assoluto, ma quest'anno invece veramente c'è stato tanto movimento. Poi con la scusa del giubileo ci sono stati anche tanti gruppi con i ragazzi. Un negozio come il suo offre un servizio, tanti ne approfittano. Sì, è vero, perché comunque chi prende diciamo il cibo solo per mangiare o il panino per farsi diciamo toccata e fuga senza diciamo magari restare nei ristoranti seduti, quindi si prendono il pezzo di pizza e qualcosina di veloce, toccata e fuga diciamo. Come... Ecco, c'è un affettato che va di più. La mortadella, adorano la mortadella. Soprattutto lei ha sentito che lingua parlare qui? Beh, tanti francesi,
e comunque tanti anche dell'est, ce ne sono molti turisti. Qualche italiano sicuramente, tantissimi stranieri, tanti americani, francesi, un po' tutto il mondo in realtà. Ecco, voi avete visto proprio un incremento nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni? Sicuramente sì, i miei titolari mi dicono sempre che anni fa non era così tanto, adesso sicuramente di più, negli ultimi anni veramente tanto. Tanti scelgono anche i nostri prodotti come regali, se li portano a casa, abbiamo anche confezionati, quindi se lo portano come pensierino è veramente molto carino. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Andrea Basso e Edoardo Paris, state con noi, torniamo subito. Nuovo in diretta con Focus TG, titoli dell'Arena di Verona, una carambola fra auto, furgone e camion in tangenziale, viabilità in tilt, sembra che non ci siano feriti in questo caso, nuovi guardrail nei quartieri e su Ponte Nuovo si stende l'asfalto, furti a raffica anche nel veronese, a Verona nelle case in centro, arrestato il gruppo di Predoni. Sanità sociale e sviluppo industriale, il mio Veneto per dare futuro ai giovani, l'intervista a Giovanni Manildo che sarà a Focus TG venerdì di questa settimana. Sindaco di Venezia, Zaia ci pensa ma così blocca la corsa a Stefani. Alberto Stefani, segretario regionale del Veneto, considerato il più papabile come candidato presidente, e proprio sulle candidature regionali, delle candidature regionali si sta parlando anche per quanto riguarda gli attuali assessori che hanno tutti chiesto di essere ricandidati ad eccezione dell'assessore all'ambiente e alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. Intanto Stefani è al lavoro per una complessa scrematura delle candidature, delle autocandidature, lo abbiamo raggiunto al telefono a Roma dove è impegnato in Parlamento. Sentiamo. Sono arrivate oltre 100 candidature, nelle prossime ore faremo ovviamente il riepilogo, quindi penso che ci arriveremo a 150, faremo un direttivo nei prossimi giorni per fare il punto della situazione, per organizzare anche la campagna elettorale. Inizia la parte forse più complicata perché non sarà facile trovare poi i nomi per i candidati consiglieri. Diciamo che è meglio abbondare di candidature e quindi questo denota sicuramente un partito florido, in crescita, con tantissimi amministratori che si mettono a disposizione. D'altra parte, dopo l'incontro degli amministratori di Treviso che abbiamo fatto qualche settimana fa, in cui abbiamo appunto riunito tutti gli amministratori del Veneto, c'era una forte sensazione che questo ci sarebbe verificato, quindi ben venga un numero alto di candidature, faremo del nostro meglio per valorizzare tutti coloro che hanno presentato la propria candidatura. Esperienza e innovazione sono 2 elementi fondamentali, ma quello che conta per un candidato è sicuramente la qualità che sa esprimere, la capacità di fare da collegamento con il proprio territorio, con la propria realtà comunitaria e soprattutto lo spirito di servizio che è fondamentale per far politica. C'è una disaffezione alla politica molto alta e io credo che bisogna anche ascoltare un numero così alto di persone che non vanno a votare, cominciare a dimostrare con esempi concreti anche da parte di candidati consiglieri che la politica può portare un valore aggiunto ai cittadini e lo può fare con persone concrete che vengano dal mondo dell'amministrazione e che hanno voglia di mettersi a disposizione. Così Alberto Stefani, ieri sera intanto un sondaggio SVG sul gradimento dei leghisti boccia la popolarità di alcuni, ma poi continua il dibattito e l'assessore Roberto Marcato ieri sera ha parlato del segretario regionale, delle prospettive, e ha mandato anche un messaggio forte alla Lega Lombarda. Sentiamo. Diciamo in questi anni l'influenza milanese c'è sempre stata. Io credo che sia arrivato il momento che basta, insomma. Allora, i veneti decidono che il miglior candidato è Alberto Stefani, basta. Ma a Milano non piace.
affari nostri. Spero che la dirigenza del mio partito sia in grado anche di dire dei bei no sonori, insomma. I lombardi si facciano gli affari loro, noi ci facciamo gli affari nostri. Siamo fratelli, però io mi devo preoccupare della tenuta della Liga Veneta, innanzitutto. Autonomista duro e puro Bulldog Marcato, anche se significa mandare un messaggio forte alla Lega Lombarda. Basta con le ingerenze da Milano sulla partita più delicata della Liga in Veneto da anni a questa parte. Si scrive regionali, si legge futuro del Carroccio, con un Alberto Stefani sempre tra i più accreditati come candidato governatore, se alla fine l'ago della bilancia a Roma penderà per il Carroccio e non per Fratelli d'Italia. A rimescolare le carte però spunta un sondaggio SVG condotto tra 1000 veneti sul gradimento dei leghisti, che vedrebbe premiati prima di Stefani, tra fiducia e notorietà, Massimo Bitonci, altro nome sempre più in pole position, e poi Mario Conte e lo stesso Marcato. Sondaggio però che nell'assessore suscita molte perplessità. Sul fatto che Stefani sia ultimo, cioè, non so, mi sembra un po' tirata questa cosa e non vorrei, adesso mi prenderò sicuramente, ma non vorrei che fosse fuoco amico questo. Nel senso che probabilmente il committente non è un fan di Alberto Stefani. Il segretario, da par suo, ha ben altre gatte da pelare, perché prima del nome più atteso c'è da scegliere la squadra dei consiglieri al voto. Oltre 100 autocandidature arrivate alla sede regionale per una scrematura che dovrà deciderne 55 e la consapevolezza che il numero di 34 a Palazzo Ferrofini, ottenuto nel 2020, sarà irripetibile. Anche per questo Marcato suggerisce a Stefani una metodologia. Io credo che comunque se i consiglieri uscenti desiderino ricandidarsi debbano avere una sorta di, non dico lascia passare, ma insomma un punteggio maggiore rispetto a chi consigliere non è, perché la prossima sarà una legislatura molto difficile, anche la maggioranza sarà spezzettata, per cui servono consiglieri che abbiano un'esperienza amministrativa tale da poter reggere alle pressioni dei prossimi 5 anni. Ecco perché secondo Marcato serve una lista Lega forte e non drenata di voti. L'assessore ribadisce la sua posizione critica sulla lista Zaia, la stessa che, lanciata dallo studio di Ring, aveva alzato il polverone nel Carroccio. Tra le reazioni più forti c'era stata nei giorni scorsi quella del capogruppo della Liga in regione, Giuseppe Pan, che aveva detto non si sputa sul piatto dove si mangia. Il discorso di Pan sarebbe corretto se io mi fossi candidato con la lista Zaia, ma mi sono candidato, lo ricordo sempre, mi sono candidato con la Lega, se Pan che può sul piatto dove gamma, perché ricordo che Pan è lì perché io mi sono dimesso. Perché io sono stato eletto in lista Lega, lui no, lui è capogruppo e ha ragione, lui deve difendere la posizione. Io sono un po' un cane sciolto e mi posso permettere il lusso di dire pagando quello che penso. È così Roberto Marcato. Parliamo di agricoltura adesso con due ospiti qui in studio, la dottoressa Caterina Stevani. Buonasera dottoressa. Buonasera. Grazie per essere qui, e l'agricoltore Giorgio Bissoli. Grazie molto. Allora, tantissimi i problemi dell'agricoltura, abbiamo un titolo che parla dei tagli dell'Europa all'agricoltura e la rabbia degli imprenditori, ma è soltanto uno dei problemi. C'è, dottoressa, quello anche dei costi di produzione, no? Sì, diciamo che una delle problematiche principali, che è stato proprio il cavallo di battaglia di agricoltori italiani, Veneto e anche d'Italia, era proprio quello della definizione dei costi di produzione. Ad oggi, una volta che viene messo sul mercato un prodotto, non si coprono i costi. Dopodiché subentra la crisi dell'impresa e quindi la necessità di ricorrere a degli incentivi o a degli aiuti. Ma in realtà ad un imprenditore in un'economia agricola corretta e fatta bene, diciamo che se il costo di produzione fosse calcolato e rispettato nella contrattualistica quando il prodotto viene venduto, e quindi che i contratti siano bilaterali e non unilaterali per chi acquista, o fossero rispettate le pratiche di concorrenza sleale, come chiede anche l'Europa, devo dire in questo caso, e fosse praticato e applicato correttamente la legge, calcolare il costo di produzione risulterebbe anche molto semplice, e questo garantirebbe alle imprese di poter procedere con la produzione e di fare effettivamente gli imprenditori.
La politica agricola comune, quando interviene, dovrebbe intervenire nei momenti di difficoltà. Quindi pensiamo per esempio agli allevamenti degli avicoli, quando c'è il fermo capannone per motivi sanitari, che l'intervento può essere corretto, però poi si deve indennizzare quel fermo capannone. Se c'è un attacco di cimice, trovo corretto che se è mancata la produzione ci sia un indennizzo. E poi la cosa principale che io dico sempre, ecco, non è la politica agricola comune che ci si vuole battere per avere 80 euro a ettaro e le pratiche costano più, e io parlo con competenza perché ho lo studio, quindi lo so, costa più la pratica che quello che viene remunerato all'agricoltore. Questa è una pratica inutile per tutti, sia per l'impresa agricola sia per noi professionisti. Sì, dottore, ma quindi cosa sono servite a migliorare la condizione degli agricoltori le proteste con i trattori a Bruxelles, in tutte le città italiane, in tutte le città d'Europa, o non c'è stata una Allora, risposta? diciamo che in alcune leggi anche fiscali che io ho letto c'è proprio riportato che a seguito delle proteste sono state apportate delle modifiche. Vuol dire che qualcosa, o è stato bloccato qualcosa che, ahimè, è stato applicato quest'anno nel 2025 con maggior danno anche per l'agricoltura. Si sono aperti gli occhi e diciamo che ci si è posti il problema anche del costo di produzione e delle problematiche vere, ma concretamente, nonostante abbiamo scritto, siamo stati ricevuti, abbiamo definito alcune cose, concretamente non c'è ancora nulla. Non ci sono stati no. grandi cambiamenti. C'è proprio un ostacolo e una mancata comunicazione, secondo me, tra gli interessati. E questo è grave considerando anche quello che il settore primario rappresenta nel nostro paese. Vi so l'imprenditore agricolo, poi ci sono altre difficoltà legate anche alla fauna selvatica, no? Sì, noi viviamo nella bassa veronese, ma è diffuso ormai in tante altre regioni, cioè noi abbiamo il problema oggi delle nutrie. Le nutrie ci stanno oltre mettendo in difficoltà perché mandiamo dei dipendenti, noi stessi andiamo sui mezzi agricoli e ci sono dei pericoli imminenti, ma il disastro che stanno causando nelle nostre campagne, cioè, si parla che su ogni appezzamento ormai siamo arrivati da un 3 a un 10% di raccolto che non riesci a raccogliere perché le nutrie te lo rovinano. Abbiamo visto che hanno fatto dei piani di contenimento che assolutamente oggi non servono assolutamente niente, perché intanto mettere le gabbie quando c'è raccolto in atto è dimostrato che non servono a niente. Lì servirebbero come è stato fatto per esempio la Lombardia ha messo una taglia di 6 euro ogni nutria e quelle sono le nutrie che effettivamente vengono tolte da lì, però servono che la politica ci deve dare una mano, che non stiamo vedendo, oltre che adesso è scoppiata anche la cimice asiatica. La cimice asiatica, abbiamo il mais che lo sta distruggendo, la soia lo sta distruggendo, abbiamo interessato tra l'altro anche a VEPA, tutti gli enti che sono venuti anche a riscontrare la gravità della situazione, però sono tutte cose che tra l'altro noi viviamo in un momento dove abbiamo il costo di produzione che non riesce a coprire le spese. Siamo nel veronese, le patate non vengono raccolte, le patate da fresco 9 centesimi, c'è una disparità che quando parte dall'agricoltore a 9 centesimi e le trovi a 3 euro al supermercato, è logico che noi siamo la catena debole della situazione e non riusciamo a farci fronte. Cioè la grande distribuzione, io dico, se ci fosse una politica seria, siccome gli agricoltori sono milioni e se li metti qua in una tavola la grande distribuzione ci stanno tutti perché sono una ventina, cioè, non credo che non si riesca ad arrivare a un accordo di dire è giusto che guadagni te ma è giusto far vivere anche gli altri, perché se sei messo sempre con l'acqua alla gola prima o dopo chiudi. E lo stiamo vedendo che ci sono l'abbandono dei terreni, c'è l'abbandono dei giovani, perché di giovani in ricambio, io abito in un comune di campagna, una volta era una ogni altra famiglia, adesso forse sono rimaste 3-4 aziende. Questo è un problema. Se non viene riconosciuto che ci sia un prezzo di partenza, anche perché, direttore, è l'unico lavoro in agricoltura che ti fanno il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita. È l'unico settore che ti fanno gli altri prezzi e tu devi cercare di sopravvivere in queste condizioni.
Se ci mettiamo anche l'Europa che fa di balzelli, che tira via dei fondi, ma anche lì i fondi, direttore, ma paga la roba quello che vale all'agricoltore e tiri via tutti quanti, anche perché su tutti i soldi che vengono dati all'agricoltura solo il 7% finisce nelle mani degli agricoltori, tutto il resto si perde in burocrazia. Allora, cioè 80 euro all'ettaro, perché stiamo parlando di 80 euro all'ettaro, quindi per quelli che sono a casa vuol dire 35 euro al campo, cioè non mi cambiano la vita. Questo è il problema più grande. Dopo ci serve una politica e servirebbe mirata con una lunga, cioè avere una visione da qui a 10 anni, il ripopolamento del bestiame. Per esempio il bestiame non lo trovi più perché con il piano Mattei hanno fatto in Africa, praticamente l'Africa prendono gli animali dalla Francia, che è la prima Francia, Algeria, li prendono e vanno tutti là, e qua ci sono gli allevamenti che non hanno i tori per fare il ristallo, cioè non hai le cose. Allora perché abbiamo le montagne? Perché non risolvere il problema del lupo? Gli dai di finanziamenti e riaffogli le montagne o colline con la linea vacca-vitello e riporti da nuovo vivere la montagna, e qui ci dai la possibilità di riempire le nostre stalle. Cioè, ce ne sono delle cose, serve la volontà di farlo, insomma. Una politica agricola nuova. Assolutamente, ne parlavamo anche ieri, proprio serve competenza, serve una politica che sia vicina agli imprenditori agricoli in questo caso, che capisca dove bisogna intervenire, perché spesso, dottoressa, neanche in Europa si ha la sensazione che ci siano idee molto chiare, no? Non ci sono idee chiare in Europa e forse non le trasmettiamo neanche come Stato, credo, perché io penso, ieri ero al tavolo con un legale che si parlava delle quote latte, degli scandali, di questa sovrapproduzione che è dimostrato che non c'è mai stata. Ci siamo trovati e ci troviamo con una povertà di alimentazione, perché una delle prossime crisi potrebbe essere proprio la crisi alimentare, ma in realtà noi sappiamo che questa è creata quasi a tavolino. I finanziamenti che vengono dati all'Africa per lo sviluppo da parte dell'Europa, non è che io in assoluto sono contraria, ma tu li devi motivare e spiegare anche. E gli stessi finanziamenti o le stesse condizioni o la stessa parità di condizioni che si chiama accordo bilaterale, tu lo devi praticare anche in Italia, perché se in Italia produrre un chilo di patate ci vogliono 16 centesimi, faccio l'esempio, e le vendo a 13 o a 9 e quindi non copro il costo di produzione, e da un'altra parte le porto dentro a 2 centesimi perché costa così, perché non ci sono tutele, perché l'agricoltura, perché l'economia è differente ed è iniziale, è ovvio che noi saremo sempre la parte che soccombe e distruggiamo tutto il tessuto, però, perché qui c'è la competenza, c'è la capacità. Io mi occupo di un sacco di aziende agricole, quindi sono molto bravi imprenditori che ci tengono, però non ci sono le condizioni davvero, ed è un peccato che non essere ascoltati e non riprogrammare seriamente il settore. Grazie davvero alla dottoressa Caterina Stevani e a Giorgio Bissole, che oltretutto sulla questione degli insetti, devo dire, se uno va anche in Alto Adige vede dei boschi completamente distrutti dal bostrico, è impressionante, cioè c'erano delle conifere meravigliose, sono tutte a chiazze perché questi insetti fanno dei danni spaventosi, e se ne parla spesso, ne parliamo anche nella rubrica agricoltura di Lucio Zanato, che sicuramente vi coinvolgerà anche prossimamente. Grazie per essere stati con noi. Grazie a lei. Grazie, buon lavoro. E andiamo in pubblicità con i nostri registi. Torniamo subito con altra cronaca, altre notizie. State con noi. Prendiamo con la cronaca. È stato trovato senza vita a Londra il 33enne Riccardo Pulvini, di Noventa Vicentina. Sarà l'autopsia a fare luce sulle cause del decesso. Vediamo.
Il cordoglio dell'intera comunità di Noventa Vicentina per la morte del 33enne Riccardo Pulvini, trovato venerdì senza vita a Londra nel suo appartamento, città dove viveva e lavorava da tempo, comunità in lutto, in attesa che l'esito dell'autopsia sul corpo faccia chiarezza sulle cause del decesso. Pulvini si occupava soprattutto dell'allestimento delle vetrine dei magazzini di lusso. In passato era comparso tra i testimonial della campagna mondiale di prevenzione e sensibilizzazione per l'HIV. È tutta Noventa a stringersi alla famiglia, molto conosciuta anche per l'impegno nel sociale e per l'appartenenza del papà Giuseppe al gruppo degli Alpini Masotto, di cui è capogruppo. Ad esprimere la vicinanza alla famiglia il primo cittadino Mattia Veronese. La notizia della morte di Riccardo Pulvini, questo giovane ragazzo di Noventa Vicentina, ha fortemente scosso la nostra comunità e a nome dell'amministrazione comunale desidero esprimere condoglianze alla famiglia, in modo particolare ai genitori e tutti quanti i parenti e le persone che lo conoscono. La famiglia Pulvini a Noventa è molto conosciuta in quanto, oltre all'attività commerciale importante, è dedita all'attività della solidarietà, in modo particolare Beppino Pulvini, il papà del ragazzo, è il nostro capogruppo degli Alpini, impegnato anche in protezione civile, e quindi la famiglia è molto conosciuta in paese. Noi siamo veramente scossi, fortemente addolorati per quanto è successo, e attendiamo ovviamente notizie da Londra affinché vengano eseguite al più presto le esequie qui in paese. Sindaco Mattia Veronese, andiamo a Marostica, dove si piange la scomparsa dell'assessore al sociale Renato Bertolin. Si è spento ieri all'età di 65 anni, lo ricorda la consigliera Daniela Bassetto al microfono di Vanessa Banzatto con per la parte tecnica Alberto Pivetta. Marostica in lutto per la scomparsa dell'assessore ai servizi sociali Renato Bertolin, che si è spento proprio ieri all'età di 65 anni. Una figura conosciutissima a Marostica, una figura che ha sempre lottato per il bene della sua città. La giunta, il sindaco si sono stretti in un doloroso silenzio. Hanno detto che al momento non se la sentono proprio di rilasciare qualsiasi dichiarazione perché è troppo forte il dolore. Con me la consigliera Daniela Bassetto, che tra l'altro conosceva Renato Bertolin fin da quando eravate bambini. Elementari, sì, perché Renato è un po' più giovane di me, però l'ho sempre visto e ci siamo conosciuti, abitava anche poco distante da casa mia, quindi conosceva, e anche con mia sorella che era maestra ha avuto un buon rapporto, quindi lo conoscevo e l'ho sempre stimato, e anche perché poi a un certo punto, quando lui ha cominciato a fare politica, ci confrontavamo nelle cose, e anche se era nell'altro schieramento noi abbiamo sempre collaborato e abbiamo sempre avuto in lui una persona, un assessore che ci ha dato una mano e anche che ci ha aiutato nelle proposte che abbiamo fatto, quindi per abbattere le barriere architettoniche della città, per aiutare chi aveva bisogno, per fare in modo appunto di risolvere i problemi delle persone. Lui appunto, che aveva anche dei disagi, capiva ancora di più quali erano i problemi delle persone, e questo lo ha aiutato nel fare le scelte che erano giuste per la città di Marostica, insomma. Una figura sempre presente. Amava la città, e tra l'altro la sua presenza era tangibile, anche concreta, anche per esempio nella partita a scacchi. Infatti con la moglie, con Luciana, con la quale ho avuto anche con lei, abbiamo lavorato insieme anche per accogliere dei ragazzi stranieri. Lei lavorando a Vicenza, abbiamo fatto proprio una serata di accoglienza tanti anni fa insieme con lei e naturalmente con Renato, e sono sempre stati presenti per tante cose, per tante occasioni. Allora nella partita a scacchi divertenti e simpatici, perché si sono messi proprio a disposizione della partita, e quindi una cosa veramente importante anche per Marostica, insomma, perché la partita a scacchi è famosa, Marostica è famosa per questo, e loro si sono proprio offerti per fare questo ruolo, insomma, all'interno del gioco degli scacchi, ecco. Quindi anche con Luciana, io sono vicina a Luciana perché insomma la conosco bene, e ogni tanto quando ci trovavamo insomma ci scambiavamo anche
notizie di lui ma anche di lei, quindi sono vicina tanto alla famiglia e soprattutto a Luciana in questo momento, ecco, perché Renato è sempre stata una persona che ha dato tanto e che ha saputo soprattutto ascoltare e provare a risolvere i problemi che c'erano qua in città, insomma. Mancherà sicuramente, già ci mancava negli ultimi consigli comunali, tant'è vero che era stato proposto anche di fare un collegamento finché era in ospedale in modo da avere anche una sua risposta ad alcuni problemi. Ecco. Quando abbiamo fatto le riunioni e anche abbiamo convocato, c'è stata convocata la commissione sociale, lui era sempre presente e ci ascoltava e cercava di dare appunto una risposta anche alle nostre proposte di minoranza. L'ultimo saluto all'assessore Renato Bertolin sarà dato sabato prossimo alle 9:30 nella chiesa di Sant'Antonio Abate qui a Marostica. Grazie a Vanessa Vanzato, e dalla provincia di Belluno si rinnova l'invito al Santo Padre, Papa Leone XIV, di trascorrere qualche giorno di vacanza fra i monti molto amati da Papa Wojtyła e Papa Ratzinger. Chi non ricorda la passione per la montagna di Giovanni Paolo II? Il Papa giunse al castello di Mirabello, a Lorenzago di Cadore, la prima volta l'8 luglio 1987. Vi tornò nell'88, nel 92, 93, 96 e l'ultima volta nel 1998. Ora a crederci è Canale d'Agordo. La speranza è che Papa Leone XIV, oltre a Castel Gandolfo, possa anche lui scegliere prima o poi le Dolomiti per un periodo di ferie. Certo, la speranza c'è, stiamo lavorando anche su questo, quindi sarebbe bellissimo, sarebbe complicato per me, molto complicato, ma speriamo. Nelle montagne bellunesi ha più volte trascorso le sue vacanze non solo San Giovanni Paolo II, ma anche Papa Benedetto XVI. Chissà che non possa valere il vecchio proverbio del non c'è due senza tre. Non posso ancora parlare, nel senso che abbiamo contatti ovviamente col Vaticano tramite la nostra fondazione, tramite il nostro direttore della Fondazione Papa Luciani, il dottor Serafini, che ha i contatti per riuscire, spero, a portare il Papa Canale. Faccia l'ottimista, in che anno? No, è dura, non lo so. Non lo so, spero entro la fine del mio mandato ovviamente, quindi ho 3 anni di tempo, mettiamoci questo limite, speriamo. Servizio di Fabio Fioravanzi, vediamo quali sono gli ospiti della puntata di questa sera Focus: Leopoldo Bottero, Gian Antonio Darè, Alberto Montagnier, Leonardo Padrin, Tommaso Razzolini, Bobo Sartore e Gianluca Schiavon. È tutto per oggi, grazie per averci seguito fin qua e grazie ai nostri registi. Ci vediamo stasera alle 21:15, i nostri registi Andrea Basso ed Edoardo Paris. Buona giornata, arrivederci.